Rieccoci nella penultima parte di Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, direte sulla pagina Facebook, vedete il titolo della puntata perché ospite è il dottor Luciano Forgia, direttore della Sanità del Veneto, già direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, e eravamo rimasti prima della pubblicità su tutti gli interventi. Uno dei punti cardine, uno dei punti che preoccupano un attimino un'azienda ospedaliera è il pronto soccorso. Il pronto soccorso di Padova ha dei tempi di attesa delle volte un pochettino esagerati, adesso moltamente fra poco parleremo che l'ospedale nuovo cambierà tutto, non siamo riusciti a migliorare quello, dottor Fro? Guarda, il pronto soccorso, che mi ricordo perfettamente, è molto cresciuto in spazi e personale, ma è molto proprio di dimensione. Anche grazie al Covid ha aumentato sensibilmente la sua dimensione. C'è un numero di accessi al pronto soccorso davvero esagerato. I codici rossi non aspettano mai, neanche i codici gialli. Abbiamo troppe persone che vanno in pronto soccorso con codice bianco. Io voglio dire, non dico che non ci devono andare, però quando vai e non hai un motivo serio devi anche aspettarti forse che c'è qualcuno prima di te che ha più urgenza e ha più bisogno. Se questo è e rimane il trend degli accessi al pronto soccorso, io penso che dobbiamo pensare a una nuova organizzazione per il pronto soccorso dove riserviamo un'area ad accesso immediato per i casi urgenti e forse un'area ambulatoriale diversa per i casi che non sono urgenti, quelli che vengono definiti codici bianchi o forse anche qualche verde, perché comunque un servizio pubblico deve preoccuparsi di dare il miglior servizio possibile e attendere mezza giornata o tante ore in pronto soccorso non è il miglior servizio possibile. Ad oggi la disciplina di pronto soccorso sarebbe solo per l'urgenza. Quel codice bianco, verde, giallo, rosso sarebbe per scaglionare i pazienti, per dare accesso prima a quelli gravi. Non possiamo pensare però di continuare a dire c'è troppa gente in pronto soccorso. Evidentemente la gente ritiene il pronto soccorso, e questo c'è anche un'importante indagine recente in Italia, dove alla richiesta di che cosa vi aspettate di più dal governo è stato mantenere e rinforzare il servizio sanitario. Che cosa all'interno del servizio sanitario? Il pronto soccorso. Ora, se questa è la percezione, questa è l'aspettativa, forse bisogna lavorare per far sì che anche il pronto soccorso non appropriato abbia comunque una risposta che non è aspettare troppe ore. Senta, un'altra polemica che è nata quando lei era il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, più che polemica ovviamente è stata proprio un'insurrezione, quando il Sant'Antonio è stato assorbito dall'azienda ospedaliera. Lì c'è stata una delle forti contestazioni da parte dei sindacati, da parte di molti che lavoravano a Sant'Antonio perché dicevano che sarebbe cambiata la loro vita sotto l'aspetto anche economico, ed è stata una battaglia davvero importante. Come l'ha vissuta e se secondo lei è stata fatta la scelta migliore? Ma quando io ho cominciato a lavorare a Padova, il complesso convenzionato ospedale università dell'USL 21 di Padova aveva l'attuale ospedale di Via Giustiniani, aveva il CTO, oggi Sant'Antonio, aveva il Busonera, aveva l'ospedale ai Colli e aveva l'ospedale geriatrico. Erano un unico ospedale. Con la suddivisione tra azienda e USL si sono separati gli ospedali, poi il geriatrico è stato chiuso, l'ospedale ai Colli oggi è un centro sanitario, però era già unico e uno. Busonera è diventato lo IOV. Il Busonera è diventato lo IOV, certo. Allora io ritengo che la scelta sia stata adeguata, perché non è vero che l'azienda ospedaliera non è l'ospedale di Padova e non è l'ospedale dei padovani, ma a chi vogliamo raccontarlo? Dov'è che vanno la stragrande maggioranza dei padovani a curarsi? Allora,
poi che ci sia una o due aziende. Io sono molto scettico ad oggi sul fatto di tenere separata l'azienda euganea dall'azienda ospedaliera. Perché teniamo due amministrazioni separate? Ricordo che quando nasce questa separazione c'erano logiche di competizione. Il servizio sanitario è un servizio pubblico, non lo gestisci con la competizione, lo gestisci con la programmazione, lo gestisci col merito, lo gestisci con le capacità di fare scelte e rispondere ai cittadini, lo gestisci misurando i suoi risultati. In quel momento nasceva una logica forse un po' eccessivamente aziendalista che voleva creare, no? Uno fa prestazioni, uno le compra, uno le cose, vogliamo stare a comprare e vendere. Diamo risposte ai cittadini e secondo me, tornando indietro e rispondendo alla sua domanda, non c'era motivo per tenere il Sant'Antonio separato dall'azienda ospedaliera perché afferente all'azienda euganea. Credo che sia poi dimostrato anche che si può ottimizzare, che si può evitare doppioni a 300-400 metri di distanza, ma se servono 2 ortopedie non è un doppione, va bene fare 2 ortopedie, se servono 2 reparti di una specie di cardiologia, non è mica che è sempre un doppione, ma non fare, siccome c'era l'azienda ospedaliera, lo facciamo anche perché questo è l'ospedale di Padova, no. L'ospedale di Padova storicamente è giustinianeo, è l'ospedale di via Giustiniani, è il più grande ospedale italiano, mi domando perché non dovrebbe essere l'ospedale di Padova. Io credo che molte polemiche, molte strumentalizzazioni fossero assolutamente fuori luogo. Io ho incontrato diverse persone, ho incontrato professionisti, ho incontrato ed ho detto noi continueremo a lavorare meglio di prima. No, come? No, dovremo lavorare meglio, dovremo integrarci, dovremo capire come si può fare. Il disagio o qualche piccolo inconveniente è perché nel Sant'Antonio erano inserite alcune funzioni di forte collaborazione col territorio, ma non c'è motivo perché non si possa continuare a farla, non c'è il divieto che si possa lavorare sul territorio anche se sei dentro l'azienda ospedaliera. Ricordo che il paziente non è né ospedaliero né territoriale. Allora, così come ci sono attività ambulatoriali, la diabetologia dentro l'azienda ospedaliera, c'è gente che viene, gente che va, gente attività quotidiana, ambulatoriale, e credo che non ci sia niente di male se la proponiamo anche per altre discipline. Io sono un forte sostenitore e sarei quasi per l'obbligo che su alcuni temi azienda ospedaliera e azienda USL avessero un programma condiviso, un programma, non 2 programmi. Certo. Nell'ottica di dare risposte ai cittadini. Senta, poi lei, dottor Floro, si arrabbia un attimino anche con Zaia, poco prima di terminare il suo mandato, tant'è che quando poi è diventato responsabile della sanità in Veneto abbiamo detto ma come mai aveva avuto una diatriba, perché Padova, l'azienda ospedaliera, era stata classificata tra gli ultimi posti delle USL del Veneto. Perché è venuto in questa trasmissione, in quel periodo ricordo benissimo, ed era un po' nervoso quella sera, non l'avevo mai visto arrabbiato, proprio anzi era arrabbiato perché mi ha detto, io credo e reputo che l'azienda di Padova, proprio per il motivo di cui ha detto ora che è uno degli ospedali più grandi d'Italia, non meritava per il lavoro svolto quella classifica che gli è stata data. Ne è ancora convinto che qualcuno ha sbagliato qualcosa lì? No, il problema è il metro con cui misuri le cose che fai. Se io faccio cose che sono l'unico che le fa, non puoi utilizzare il metro di chi quelle cose non le fa. Questa non era tanto di essere primo, ultimo, poi certo che se da questo deriva con una valutazione pubblica che l'ospedale di Padova viene penalizzato nella sua, no, perché non è la valutazione sull'ospedale, tengo a dire. Allora, Padova fa alcune cose che quasi nessuno fa in Veneto. Con che metro le misuriamo? Con quello di tutti gli altri ospedali. Io insistevo su questo. Valutiamo che c'è questo aspetto, questo aspetto, questo aspetto. E quindi la valutazione tenga conto di questo. Io non è che chiedevo altro.
e ritenevo che quel modo di valutare l'ospedale fosse sbagliato. E a me hanno insegnato che quando una cosa è sbagliata devi avere il coraggio di dirla. E lei l'ha detta. E Zaia cosa le ha detto? Zaia è stato molto corretto, ma ha voluto che gli spiegassi e gli ho spiegato. E credo che quello che è accaduto poi successivamente dia dimostrazione che ci siamo capiti. In effetti sì, a me sicuramente sì, perché altrimenti non sarebbe così con Zaia. E senta, e poi come mai Zaia la chiama per diventare direttore della sanità in Veneto, insomma? Come succede questo passaggio? Ce lo vuole raccontare? No, il passaggio è semplicissimo. Io avevo deciso di andare in pensione il 31 dicembre 2020. C'era poi in quel momento, eravamo in piena bufera Covid, ricordo dicembre 2020, eravamo in un momento drammatico della seconda ondata. Il Presidente mi dice ma se andiamo avanti perché magari ricordo scadevano i direttori generali il 31 dicembre, ci fu la proroga di un paio di mesi. Mi ha detto, io ho detto non è che è un altro lavoro che devo scappare, che ho altri interessi, io non ho problemi se c'è bisogno. E poi mi disse ci sarebbe questa opzione, potresti dare una mano in questa fase. Mi rendo conto che tra andare in pensione e fare il direttore della regione in quel momento non era esattamente la stessa cosa, ho pensato, però non mi sono sentito di dire di no. Fuori la storia di 2 stipendi anche, quella della pensione. No, io non ho mai avuto 2 stipendi. No, però è venuta fuori la storia, lei, insomma, capito, con i se 4... si vuole polemizzare, io non sono mai stato in quella situazione. No, ma non ha mica fatto lei la polemica, no, ha capito? La io non sono andato... da Potenza, credo, Sì, ma voglio dire, io comunque il rapporto che avevo di serietà e di collaborazione, insomma, di responsabilità. Eravamo in un momento dove effettivamente ogni cambiamento era piuttosto delicato e quindi siamo andati avanti. Poi l'epidemia non è finita lì per lì, è durata ancora un po', ricordo che fino a metà 2022 eravamo in stato di emergenza, no? C'era la situazione straordinaria e il Presidente Zaia era commissario per il Covid fino a maggio 2000 e quindi giustamente insomma siamo andati un pochino fin quando si è, diciamo, calata la tensione. Le dispiace se è andato in pensione? Onestamente, mi dica, prima di entrare in studio lei mi ha detto ho tante cose da fare ugualmente, poi nell'ultima parte ne parleremo di tutte le cose che lei ha da fare e che dedicherà alla famiglia, però non le è dispiaciuto, perché poi sa, quando uno è impegnato nella vita, allora io ho 2 considerazioni, mi fa rabbia dottor Flora quando dicono uno è vecchio deve andare in pensione, sapendo che poi tutti diventano vecchi, ma se uno diventa vecchio ed è bravo, per me è giusto che continui con l'energia di un giovane alle spalle, perché vecchi si diventa tutti, quindi non è che bisogna uccidere tutti i vecchi, però succede che lei rimane a casa, il telefono non squilla più come prima, non ha più i rapporti sociali che uno ha quando l'incarico, qualsiasi incarico una persona abbia, ecco, le mancano queste cose un po', oppure no, era giusto staccare e avere la vita che voleva fare di rilassamento, definiamola così? No, io ho dedicato una vita a questo lavoro professionale di cui sono molto contento, ma io ho sempre pensato nella mia vita che avrei fatto un periodo della mia vita dedicato ad altre cose. La mia è stata una scelta di cui sono assolutamente convinto e soddisfatto. Sì, ma è giovane Flora, io so che è giovane lei, vero? Sono contento di essere giovane, vuol dire che avrò più tempo per fare queste cose nuove. E quindi va bene così, dice. Va benissimo così. Va bene così. E senta, poi andiamo in pubblicità, poi nell'ultima parte ne parleremo. Nel congedarla, Zaia nella conferenza ha detto, ringraziamo Flor per tutto l'operato, per quello che ha fatto, tutte le cose di prassi giusto che si debbono dire. Poi ha detto, lui è un innamorato della montagna, lui ha già scalato l'Himalaya, ha già comprato l'attrezzatura per andare in montagna, e sa già quello che deve fare. La sua passione è la montagna adesso?
No, andrò sicuramente anche in montagna, starò in qualche posto in giro per il mondo per fare cose che non ho mai potuto fare e che sono curioso di fare. Ho la fortuna di poterlo fare, di avere anche degli amici con cui farlo e lo faccio molto volentieri. Senta, prima della pubblicità ha più avuto o più dato dal lavoro? Ma io credo che il dare e avere sia un po' ricevi se dai. Io credo di aver dato quello che potevo, ho ricevuto moltissimo. Quindi mettiamo pari X? No, ho più ricevuto. Ha più ricevuto. Allora andiamo in pubblicità, poi nella parte finale la vita che fa adesso il dottor Fror in pensione. A tra poco.